Ben ritrovati qui su Radio.0, oggi parliamo di acqua per la pace, che è il tema scelto per il 2024 per la giornata mondiale dell'acqua che si celebra ogni anno il 22 di marzo, proprio per andare anche a sottolineare il ruolo critico che l'acqua gioca nella stabilità e nella prosperità del mondo. Questo è anche il tema e il titolo scelto per il convegno organizzato da OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, e da Smart Water Management, la rete in cui sono riuniti 7 gestori dell'acqua del Friuli Venezia Giulia, che sono LTA, l'Acquedotto Poiana SPA, l'Acquedotto del Carso SPA, Idrogea, Acega Sapiens Anga, Irisacqua e CAFC. Andiamo a scoprire di più insieme. Il convegno è stato ospitato nella sede di LTA, Livenzo Tagliamento Acqui. Io sono insieme al presidente Andrea Vignaduzzo. Andiamo a ripercorrere un po' quello che è successo in questa giornata. Oggi per noi è sempre un evento speciale, dico sempre perché lo facciamo tutti gli anni in collaborazione con l'OGS di Trieste, che si occupa di organizzare l'evento e di dare un'anima, direi, estremamente particolare, anima fatta di scienza, fatta di conoscenza, di esperienze, ed è sicuramente il partner unico che può gestire questo tipo di eventi. Per noi è stato estremamente importante perché sono emerse delle situazioni, anche dei ragionamenti, sono emersi anche degli argomenti che interessano tutto il nostro territorio, e c'è stata anche, se volete, una lettura che va ben oltre il nostro territorio, quindi la scienza non ha confini, la conoscenza non ha confini. Il tema della pace è un tema estremamente forte e siamo usciti da quello che poteva essere anche un'interpretazione banale del tema acqua e pace, quindi è stato dato un significato estremamente concreto, pratico e anche molto razionale. Sostengo che tutti gli accordi che sono stati fatti a livello regionale e interregionale sono passati attraverso un concetto che è quello di pace. Se non si trovano accordi non si trova la pace, se non c'è la pace non si trovano accordi. E poi l'altro concetto forte di cui sono convinto è che negli accordi di pace ci vogliono delle reciproche situazioni di rispetto. Se non c'è rispetto non si possono chiudere gli accordi, ci vuole fiducia tra le parti. Sono insieme a Salvatore Benigno, presidente di CAFC SPA. Qual è anche il ruolo dei gestori all'interno di questo tema? Fondamentalmente la giornata di oggi è molto importante perché l'acqua è pervasiva anche nella socialità, un bene sociale per definizione, quindi ha un forte connubio con la pace, quindi vuol dire la disponibilità di acqua in contesti climatici sempre più siccitosi, e quindi tutti gli enti gestori hanno sviluppato in Regione Friuli Venezia Giulia una rete tra tutti loro per cercare di garantire sempre una qualità dell'acqua e la sua disponibilità. Oggi abbiamo avuto uno spaccato da parte di organizzazioni internazionali come l'OGS su quelli che sono i cambiamenti climatici, che ormai non sono più una questione prettamente accademica ma sono un fatto concreto per tutti noi, e quindi anche noi gestori dobbiamo avere la forza, di porre in essere delle attività di investimento tali per garantire la qualità e la quantità dell'acqua. Forte attenzione alla riduzione delle perdite idriche, ma soprattutto anche i piani di sicurezza dell'acqua, su cui noi come rete abbiamo molto investito. Siamo un business model anche a livello nazionale, quindi contro gli agenti patogeni, e quindi la possibilità di avere un'acqua sicura, controllata e disponibile per la nostra cittadinanza. E ora sono in compagnia di Enrico Altran di Acega Sapiens Amga e coordinatore tecnico della rete Smart Water Management FVG. Oggi presentiamo 2 progetti partiamo dalle interconnessioni, perché si parte dalle criticità per arrivare naturalmente a delle soluzioni sempre più avanzate. Sì, infatti abbiamo studiato, analizzato in profondità con un finanziamento del governo le possibili criticità che può avere il sistema di approvvigionamento idrico in tutta la regione. Abbiamo individuato diversi scenari di possibile criticità dal punto di vista di disponibilità dell'acqua in occasione di eventi particolarmente catastrofici o anche prolungati, siccità prolungate, periodi di siccità prolungate, che hanno impatto potenzialmente su alcune fonti dei sistemi acquedottistici di tutta la regione Friuli Venezia Giulia e di alcuni comuni del Veneto orientale. Abbiamo anche studiato dei potenziali percorsi per interconnettere le reti acquedottistiche, che sono gestite da 7 compagnie diverse e che coprono tutto il territorio, come dicevo prima, però cercando di interconnettere questi sistemi in modo da assicurare, in caso di indisponibilità di una o più delle fonti,
la continuità del servizio senza che la popolazione se ne renda conto o senza che la popolazione risenta in modo particolare. E quindi questo studio che è stato fatto adesso è completo, lo abbiamo consegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia, ad Ausir e all'autorità di bacino, e abbiamo cominciato ad articolare le prime richieste di contributo e finanziamento per realizzare i primi interventi che ci permetteranno di ridurre sensibilmente le condizioni di potenziale mancanza d'acqua degli acquedotti che stiamo servendo. Poi si pensa sempre anche al futuro e quindi parliamo anche di digitalizzazione. Abbiamo fatto un progetto che punta a digitalizzare, quindi a assumere tutte le informazioni della rete di distribuzione. Poi sulla rete abbiamo cercato di indicare delle aree funzionali omogenee, e attraverso una strumentazione sofisticata andiamo ad assumere tutta una serie di informazioni dal campo, e attraverso queste attività saremo in grado di individuare puntualmente le perdite, come si verificano. Al cliente finale andiamo a garantire la costante trasmissione di informazioni sul proprio uso, quindi se uno ha una perdita in casa viene informato direttamente dal sistema stesso. Installeremo i cosiddetti smart meter, cioè i contatori intelligenti, e andremo a agire sulle reti con una duplice veste. La prima, ridurre ovviamente le perdite, quindi contenere quella che è la dispersione idrica dalla fonte al rubinetto finale, ma la seconda è quella di pianificare nel tempo gli investimenti necessari per garantire sempre un'erogazione di servizio, ma a differenza dell'approccio tradizionalistico che vedeva l'esigenza di sostituire una condotta con questi nuovi metodi di lavoro, noi saremo in grado di programmare con una sorta di gemello virtuale della rete gli interventi in officina e intervenire sul territorio per il tempo strettamente necessario a eseguire fisicamente la lavorazione, che però avrà già i pezzi di ricambio pronti. È un lavoro che è stato giudicato molto positivamente a livello nazionale, tant'è che abbiamo conquistato il finanziamento sul PNRR attraverso un bando specifico e ci siamo classificati quarti a livello nazionale.